Indubbiamente quest'anno si è voluto dare maggiore peso e maggiore enfasi anche all'organizzazione sociale, tradizionale, folcloristica, e questo mi fa molto piacere perché dopo il momento di stasi che c'è stato in modo particolare a causa del Covid, è sorto di nuovo il desiderio di riprendere con entusiasmo il cammino. Il lato religioso a me interessa particolarmente, devo dire che questo rimane, un punto forte, ma mi fa piacere anche che il lato folcloristico, tradizionale si rafforzi, perché questo dà la possibilità a tutta la cittadina di vivere un momento come di famiglia, vivere un momento di socialità, un momento anche di interessarsi degli altri, perché come per esempio le minestre, quando fanno le minestre è tutto il quartiere che si mette in gioco, tutto il quartiere che sente la cosa sua, e quindi ognuno viene in soccorso dell'altro, ognuno sta attento agli altri, ognuno conosce meglio l'altro. Quindi veramente io ringrazio tutta in modo particolare l'Associazione San Giuseppe, questo gruppo di giovani e meno giovani, che quest'anno ha voluto impegnarsi, già è da parecchio che camminano insieme, da parecchio che lavorano insieme, ha voluto impegnarsi perché questo si possa realizzare. E io mi auguro che d'ora in poi riprendano queste tradizioni, riprende questo momento forte per la città di Favara, che riunisce non solo i cittadini ma anche tutti coloro che hanno le origini a Favara e che magari si sono un poco allontanati. Adesso questo può essere un modo per richiamare tutte queste persone in queste occasioni. Sarà un momento particolare anche per l'Arciprete che lascia Favara per un altro incarico. Un saluto alla città. Io sono stato qui 10 anni. Adesso anche la mia età comincia un poco ad avanzare, quindi sono stato benissimo, ho vissuto dei momenti straordinari in questa città, ho avuto molta solidarietà. Devo dire che in questo periodo in modo particolare ho avuto delle manifestazioni di affetto che non mi aspettavo. Forse proprio perché me ne sto andando, la gente magari mi esprime i suoi sentimenti con molto calore. Favara resterà sicuramente nel mio cuore. È uno di quei paesi, dico, che io non li penso mai come paesi, io lo penso come persone, perché quando penso a Favara penso a tutti gli amici che ho a Favara, e per questo mi vedrete continuamente anche a Favara, non più come arciprete ma come amico.